Un 52enne di Cattolica Eraclea è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito a quanto pare per futili motivi dovuti all'alcol. I carabinieri già preso e portato in caserma il presunto responsabile. La vittima del delitto è Carmelo Contarini, di anni 52, di professione muratore, arrestato quasi in flagranza di reato. Il presunto responsabile dell'omicidio, un pensionato di 66 anni. Pare che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo, erano vicini di campagna, i loro terreni confinanti. Il 66enne è stato bloccato mentre si stava dirigendo verso la stazione dei carabinieri che voleva costituirsi. Giovanni Ferrera, un pensionato di anni 66, dinanzi al pubblico ministero, il procuratore aggiunto Salvatore Vello e il sostituto Paolo Vetro, si è avvalso della facoltà di non rispondere sul consiglio del suo avvocato Ignazio Martorana. Sequestrata l'arma, un coltello a serramanico, consegnato spontaneamente dall'indagato agli investigatori, la procura ha già predisposto e si terrà nei prossimi giorni l'autopsia della vittima. Pare che l'indagato abbia sferrato al torace del muratore 52enne un'unica coltellata. Il pensionato adesso sarà accompagnato in carcere. Procura e carabinieri continuano intanto ad indagare sul movente. Non è escluso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che fra i due vi fossero già stati alterchi e liti a causa dei terreni di campagna confinanti. Presenti il procuratore di Agrigento Salvatore Vella, il sostituto Paolo Vetro, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Stingo, addolorato il primo cittadino di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, che afferma come una comunità è sotto shock, l'ennesimo omicidio che si consuma nella nostra provincia e soprattutto alla fine dell'anno. Siamo tutti sotto shock, conoscevo entrambi i protagonisti, afferma il sindaco Borsellino, di questa tragedia ed erano delle persone tranquille. Come amministrazione ci siamo subito messi a disposizione dei carabinieri per fornire loro elementi utili a ricostruire la dinamica. Recentemente la nostra provincia è stata interessata a diversi atti di violenza sfiorati in omicidi, come quello del 29 novembre all'interno di un poliambulatorio di Favara. È stato ucciso il cardiologo di anni 62 Gaetano Alaimo, ad ucciderlo il 47enne Adriano Vetro, subito arrestato dai carabinieri. Quindi il 3 di dicembre a Racalmuto sono stati trovati ammazzati i corpi di Giuseppe Sedite e della moglie Rosa Sardo, massacrati da colpi di accetta. Ad eseguire l'atroce atto il figlio dei due coniugi, Salvatore, di anni 34.